Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto. In queste settimane ci stiamo occupando anche del sistema bancario veneto e di quello che succederà soprattutto all'interno di Veneto Banca Popolare di Vicenza, impegnate in una offerta di transazione ai soci da cui deriva un po' anche il futuro della banca. Abbiamo ospitato l'amministratore delegato la scorsa settimana e questa settimana, come anticipato, ci è venuto a trovare il presidente di Veneto Banca, Massimo Lanza. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei di averlo accettato, anche perché sono giorni intensi questi per il vostro istituto, dopo che avete lanciato questa offerta di transazione con i vostri soci. Le faccio la domanda che ho fatto anche a Carlos qualche giorno fa, adesso di giorni ne sono passati degli altri: come sta andando, che segnali avete da questi primi giorni? Ma io posso dare soltanto delle indicazioni di carattere qualitativo, anche perché dopo pochi giorni dall'inizio non avrebbe senso dare dei numeri, e mi sembra che il risultato sia positivo fino adesso. C'è molto interesse e per noi è fondamentale che questa operazione vada alla fine al successo. Assolutamente, avete fissato una quota, un tetto molto alto, l'80% di raggiungimento dei soci, voi e anche Popolare di Vicenza. Sapete di parlare a un territorio sconvolto da tutto quello che è successo, e questo è un po' un tentativo di riguadagnarne la fiducia? Assolutamente, io penso che siamo molto consapevoli di quello che è successo e del dramma che per molte persone ha comportato. Ed è per questo che il nostro azionista, Fondo Atlante, ha fatto questa offerta, abbiamo convinto a fare questa offerta che non era doverosa da parte di un azionista. È la prima volta che in Italia degli azionisti vengono ristorati, proprio per tenere conto di quelle che sono state le sofferenze. Ecco, Fondo Atlante, ne abbiamo parlato tanto, è un'entità composta di banche sostanzialmente e che ha investito già con questo quasi 3 miliardi e mezzo in questa operazione. Esatto. Quindi vuol dire che ci crede in una possibilità di rilancio. Ma non c'è dubbio. Se i soldi fossero serviti soltanto per ripulire la banca non avrebbe avuto il consenso. Ha senso entrare e appunto aver messo così tanti soldi perché si crede nel fatto che si debba riportare la banca a creare valore e rappresentare un motore economico per questa regione. Ecco, nonostante questo si stima che serviranno almeno altri 2 miliardi e mezzo per le due realtà venete, per pensare ad uscire proprio dalla crisi. Secondo lei è una stima giusta quella che viene fatta? Guardi, non faccio dei numeri perché preferisco sempre fare dei numeri sulla base di dati certi. Le posso dire che si tratta comunque di una cifra molto importante. Sull'ordine di questa cifra o di più, secondo lei? Diciamo che unità di misura è il miliardo. Ah, beh, insomma già il miliardo è una volta e mezzo in meno sostanzialmente. No, dico l'unità di misura. Ah, l'unità di misura si valuterà in miliardi, quindi più o meno soldi, potrebbe essere... Sì. Lei ha visto in questi giorni anche il seguito delle vicende giudiziarie, sta cominciando a pesare anche dal punto di vista economico. Proprio di 24 ore fa la notizia delle prime multe molto salate che vengono rivolte da Consob per ancora la vicenda del precedente aumento di capitale, non l'ultimo che è stato fatto dai soci. Questo ha qualche influenza sull'attualità dell'istituto? Ma no, fino a un certo punto, ovvero sia, naturalmente sono state colpite delle persone. Se queste persone poi non fossero in grado di pagare queste multe, allora ricadrebbe di nuovo sulla banca, il che ovviamente sarebbe un peccato, perché la responsabilità è la responsabilità individuale più che della banca. Io guardo al passato soltanto con l'azione di responsabilità che noi abbiamo avviato nei riguardi del vertice delle banche passate, da dove mi auguro riusciremo a recuperare dei fondi che allora potranno essere anche utilizzati per ristorare gli azionisti, altrimenti io guardo al futuro.
Certo, appunto, queste sanzioni, più l'azione di responsabilità, più ce ne sono altre 4 e mezzo di giudizi che avranno comunque un peso economico. Quello che lei ha detto è un elemento che comunque penso sia da valutare, quello che possa ricadere poi nei conti anche della prossima banca. Insomma, un futuro un po' difficile per chi si impegna a fare banca. Voi siete stati nominati da poco, lei tra l'altro è subentrato anche alla precedente presidenza, proprio anche con una visione orientata a una fusione con Banca Popolare di Vicenza. Che cosa l'ha portata ad accettare intanto questo incarico e che cosa si aspetta di poter fare, cosa si aspetta di fare come presidente di questo istituto, anche perché lei ha visto realtà molto diverse, molto magari anche più consistenti come Intesa o anche internazionali come la banca The Chase Manhattan Bank che ha diretto. Ma guardi, innanzitutto parlo non soltanto a titolo personale, ma di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Credo che tutti noi nel Consiglio di amministrazione, nominati dal Fondo Atlante, siamo uniti da uno stesso spirito, che è uno spirito di una sfida più che altro, oserei dire quasi di un impegno civile a ricostruire la banca. Tra l'altro la nostra posizione comporta anche dei rischi di tipo sia patrimoniale che di tipo reputazionale, quindi credo che sia proprio questo spirito che ci accomuna e che rende il Consiglio dal mio punto di vista un Consiglio particolarmente efficace. Detto questo, non è che noi siamo partiti accettando la fusione, tra l'altro la fusione va ancora deliberata. Certo è che una fusione può portare a dei risparmi notevoli combinando le due banche e nell'ipotesi di costruire una banca forte per il territorio, ed è questo che andremo a valutare e a fare nelle prossime settimane. Ecco, so che siete un po' abbottonati perché ancora il piano industriale non è stato presentato, però insomma quando su qualsiasi matrimonio ci sono le doti, ogni po' qualcuno porta in dote qualcosa e mette sul piatto un po' la condivisione delle spese, insomma è poi un po' questo quello che dovete fare tra i due istituti. Ma il concetto è proprio quello di, come dicevo prima, bisognava fare pulizia e pulizia è stata fatta in parte, non ancora in maniera completata, ma quello che è interessante è poter ricostruire una banca che veramente abbia valore, crei valore e abbia valore per gli azionisti, abbia valore per gli imprenditori, perché una banca ha un ruolo estremamente importante in un territorio, e particolarmente in un territorio come questo ci vuole una banca che sia radicata sul territorio per capire quelli che sono gli imprenditori, le piccole e medie imprese, la cultura della gente che ci lavora. Ecco perché non è sostituibile. Io quello che ho detto al suo amministratore delegato lo dico anche a lei, perché sono stata anche colpita dal suo discorso il giorno della presentazione, quando lei è stato anche un po' severo con il territorio, ha detto il territorio se vuole che questa banca viva deve un po' investire all'interno della banca. Io l'altro giorno parlando con il dottor Carrus dicevo se si vuole ripartire bisogna ripartire da un'idea di giustizia, di lealtà, di fiducia e di pulizia anche però totale nei confronti di quello che è successo, il che vuol dire anche trasparenza su chi, se ne discute tanto in questi giorni, ha lasciato i conti da pagare e chi ha scavalcato altri azionisti. Ha perfettamente ragione, ma di nuovo torniamo un momento al passato, a vedere che cos'è stato il passato, e credo che il nostro Consiglio e il nuovo azionista siano stati molto efficaci in questo senso nel perseguire appunto l'azione di responsabilità e anche nel fatto, essendo coscienti che ci sono dei procedimenti penali contro i vertici della banca, noi ovviamente ci insinueremo laddove è necessario, perché riteniamo che sia giusto una richiesta di giustizia. Dall'altro però la cosa fondamentale è che si può costruire una banca nuova se esiste quello che è la fiducia, quello che è l'elemento fondamentale per una banca. La banca vive di fiducia, sia da un lato che dall'altro. Quindi noi, volendo ricostruire una banca, prima di tutto vogliamo ricostituire la fiducia. Ecco perché c'è stata questa iniziativa da parte del Fondo Atlante, che noi abbiamo ovviamente portato ad approvare, di ristoro, ovviamente parziale, perché sarebbe bello avere un ristoro totale, ma ahimè questo ovviamente non è possibile, e l'obiettivo è quello di riacquistare la fiducia dei nostri clienti e i clienti stessi.
Lei ha detto non è possibile un ristoro totale, però in questi giorni, anche attraverso le sue dichiarazioni, si è aperto, diciamo così, una speranza per chi ha delle azioni, perché fermo restando la proposta del 15% del valore dell'azione al momento dell'acquisto, rimanendo in possesso dell'azione, ha dato dei margini anche un po' più, di speranza un po' più alta agli azionisti. Allora, vuole essere chiaro su questo punto, perché abbiamo letto di percentuali sì, che possono certo, sfiorare anche il 30-35%. Ha ragione ed è giusto fare una precisazione in proposito. Allora, i punti fermi dell'offerta che noi abbiamo fatto sono questi. Il 15% della perdita netta che ha subito l'azionista, questo mi sembra abbastanza chiaro. Il secondo punto è quello che già lei ha detto, ed è il fatto che l'azionista rimane azionista, quindi non è che deve darci le azioni a fronte di questo, non è un'offerta di acquisto. Questo significa che se poi la banca si rimette a funzionare bene e a creare valore, quelle azioni sono destinate ovviamente a crescere di valore. Terzo è questa offerta che abbiamo fatto commerciale, è un'offerta che riguarda la possibilità di avere un conto corrente a condizioni particolarmente vantaggiose, di avere un mutuo, di avere la possibilità di effettuare dei depositi, eccetera, a sempre condizioni particolarmente buone. Ora, questo calcolato naturalmente per una fascia di clientela che è una fascia abbastanza ampia, che tiene conto di quella che è stata la perdita, di quelle che sono le condizioni di mercato attuali, può veramente significare tanto, al punto da raddoppiare. Ovviamente non è vero per tutti, è vero soltanto per chi ovviamente l'offerta commerciale l'accetta, ed ovviamente dipende dalla perdita che uno ha avuto percentualmente. Cioè più una persona ha perso sostanzialmente più può recuperare o no? No, direi di no, perché ovviamente l'offerta commerciale è una cifra che uno ha, nel senso che ha dei servizi che paga molto di meno rispetto o paga addirittura nulla. Quindi rispetto, ovviamente incidono su un conto più piccolo. E certo, ovviamente, che però è anche la fascia più ampia dei nostri azionisti. Poi c'è una terza cosa, una quarta cosa da tenere presente, che non è che ho inventato io, ma che lo stesso presidente del Fondo Atlante, nell'assemblea in cui ci ha nominato, ha detto, cioè pensiamo di studiare, una volta che la banca dovesse riprendere la sua attività e ricreare valore, di fare partecipare gli azionisti al recupero della banca stessa. Questo non è una cosa ovviamente certa, ma è una cosa che innanzitutto è condizionata dal fatto che la banca riparte e si mette a creare valore, e poi che va ovviamente studiato opportunamente. Si è parlato di un warrant, si è parlato della possibilità degli azionisti che possono acquistare a condizioni particolarmente vantaggiose delle azioni in base alle azioni che possiedono. Ecco, questo è un discorso che è aperto, secondo me è possibile, e naturalmente però, sottolineo, è soggetto al fatto che la banca riparta, e la banca può ripartire soltanto se si ricrea la fiducia con i suoi azionisti, con i suoi clienti. Rimanendo nell'ambito di questa transazione, già il Presidente Carus faceva una piccola apertura sulla possibilità che anche le società possano in qualche maniera, alcune forme di societarie possono essere incluse nella transazione. Su questo ci sono delle novità? No, direi che per il momento non ci sono novità. Noi crediamo che in particolare per le società il ruolo della banca sia estremamente importante nei servizi che poi può offrire la clientela societaria. Dicevo prima, no, che l'economia fatta di società, di piccole e medie imprese, anche di imprese grandi, hanno necessariamente bisogno di un sistema bancario che funzioni. Certo, deve essere una banca totalmente nuova, non può essere la banca tradizionale che aspetta che il cliente venga a chiedere il prestito piuttosto che il servizio. Quindi la nostra idea di una banca completamente nuova è una banca che diventa una sorta di partner nei riguardi dei suoi clienti, soprattutto i clienti societari. Ecco, partire da sottoterra sostanzialmente, andare ad arrivare a questo livello di fiducia in cui i vostri soci ricomprano le azioni, diciamo che è veramente l'Himalaya, però insomma piano piano. Però questa si chiama sfida, vero? Se veramente vogliamo creare, se no, ripeto, non valeva neanche la pena fare pulizia. Assolutamente, certamente. Io credo che la sfida grossa sia quella, proviamo a ricostruire qualcosa di importante per il territorio. Sì,
E questo è vero, questo territorio credo che non si possa nemmeno valutare il danno che questa serie di situazioni ha creato a livello anche psicologico. Credo che sia enorme. Esatto, unita poi a quello che è successo in Toscana, unita al caso MPS, unita comunque alla questione internazionale, perché anche chi ha azioni tedesche, la Deutsche Bank, così non è che viva giorni felici e sereni, voglio dire. Il sistema bancario a livello internazionale nel giro di pochissimo tempo è completamente stravolto, perlomeno agli occhi degli italiani che ne avevano sempre guardato con grande fiducia e un po' di incoscienza anche sostanzialmente. Tante di queste cose sono successe proprio per la fiducia che c'era nel sistema bancario, da cui si accettava qualsiasi tipo di proposta su largo spettro. Ecco, dal suo osservatorio cosa è cambiato a livello bancario? E in questi giorni per esempio si torna a discutere sul fatto che probabilmente bisognava intervenire prima per risanare le banche italiane, che in fin dei conti non erano poi messe così bene come si diceva. Ma dunque, innanzitutto, non soltanto in Italia, ma veramente in tutto il mondo, la banca negli ultimi 10 anni ha cambiato completamente, c'è stata una vera e propria rivoluzione. Io penso soltanto al fatto che 10 anni fa le banche vendevano o compravano sportelli, compravano una filiale e pagavano milioni di euro. Oggi lo sportello ha perso moltissimo il suo valore. Perché? Perché c'è l'internet banking, perché ci sono stati tanti cambiamenti che hanno proprio ridotto il valore dello sportello come noi lo ricordiamo. Mentre invece ha preso molto valore quella che è la consulenza, una consulenza a tutti i livelli, sia per le società che per i clienti, diciamo, famiglie o individuali. E questo cambiamento è stato un cambiamento che, ripeto, non è stato italiano, è stato un cambiamento mondiale. La seconda questione che lei ha toccato è quella: perché noi non abbiamo fatto pulizia? Ahimè, quando in Germania, in Inghilterra, in Olanda, in America sono state fatte pulizie multimiliardarie a causa della crisi, sappiamo benissimo che tutte le banche si erano trovate in gravi condizioni. Questo non è avvenuto per due motivi. Uno, perché il sistema bancario italiano non era stato infettato, come è avvenuto per esempio in altri paesi, oserei dire quasi tutti gli altri paesi, da dei prodotti tossici, derivati, eccetera. Il problema critico italiano è prevalentemente un problema, oggi si usa dire, di non performing loans, cioè di crisi che ha toccato i prestiti, che ha toccato la qualità del credito. Ci siamo fatti male con le nostre mani, insomma. Un pochino sì, direi, perché effettivamente se avessimo potuto, se fossimo intervenuti prima, oggi non ci ritroveremmo nella situazione che, ripeto, è prevalentemente un problema di non performing loan, cioè di prestiti che non vengono più rimborsati, che hanno raggiunto una cifra estremamente elevata. Ma paradossalmente questo dovrebbe essere un momento in cui fare banca dovrebbe essere più facile, perché con i tassi di interesse che sono veramente a livelli così bassi, diciamo che prestare denaro, cercare di far partire l'economia dovrebbe essere il lavoro della banca, no? Sì, in verità le banche soffrono quando i tassi sono molto bassi, perché poi il margine che riescono a fare su dei tassi bassi è molto piccolo naturalmente. Io credo che quello che le banche debbano fare, l'ho detto prima già, è quello di dare un valore aggiunto molto forte. Non è soltanto una questione di prestare dei soldi, e allora qui bisogna stare attenti che prestare dei soldi non è così semplice, bisogna saperli prestare bene e ahimè in passato questo diciamo non è sempre avvenuto. Ecco. Ma quello che bisogna invece, proprio il grande cambiamento che nella banca va fatta, è quello di sapere essere, dicevo prima, un partner. Cioè un partner cosa vuol dire? Nel fornire della consulenza di alto valore alla clientela, di accompagnarlo su certe posizioni, indicando quelle che sono le soluzioni più adatte al cliente. Questo è un compito non facile, un compito che richiede sistemi informatici, che richiede soprattutto una cultura, una preparazione da parte del personale.
Ecco, io e lei siamo vissuti in un momento, abbiamo visto e sperimentato le banche nazionali o con partecipazione da parte dei comuni, così. Adesso se ne torna a parlare soprattutto per MPS, ma in ipotesi anche per le banche venete, anche se ancora non è stato richiesto l'intervento a questo famoso fondo che è stato costituito dal nostro governo, dallo Stato. Lei cosa pensa di una nazionalizzazione di MPS o possibilmente di altre banche come sono queste del Veneto? Ma dunque una nazionalizzazione non è possibile. Quello che è possibile è che lo Stato metta dei fondi per stabilizzare la situazione e per mettere la banca in condizione di uscire da un periodo di crisi. Ma si tratta sempre per le regole europee di fondi che sono messi a disposizione per un periodo di tempo limitato. Quindi è un po' l'operazione che per esempio è stata fatta in molti paesi, negli Stati Uniti, dove lei sa benissimo che addirittura il governo federale ha dato dei fondi e poi addirittura ci ha guadagnato, no? Certo. Quando poi ne è uscito. Adesso, al di là di questo, io credo... Che è quello che si è tentato di fare con MPS, che però non ha avuto... Con le famose obbligazioni Monti, con i Monti Bonds, sì. Anche se lì si trattava di vere e proprie obbligazioni, adesso non voglio entrare nel tecnico, ma insomma qui potrebbe essere secondo me molto utile, e speriamo che si realizzi, che lo Stato possa intervenire appunto con dei fondi che però sono dei fondi di tipo azionario, cioè proprio di capitale, che però sono limitati nel tempo fino a che la banca non può riprendere a operare, quindi una sorta di investitore che non pretende di avere subito dei risultati, ma che dà il tempo di rimettere le cose a posto. E poi comunque, come dicevo prima, lo Stato comunque poi ritorna di nuovo, deve o perde i soldi, ma speriamo di no, naturalmente, oppure li deve riportare, speriamo proprio di no, a casa. Per i poveri italiani che a questo punto non mi sembrerebbe il caso. Devo fermarmi 2 minuti per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme e torniamo a parlare anche di quello che sta succedendo a Veneto Banca e soprattutto di questa offerta che deve partire per le persone più svantaggiate che hanno perso praticamente tutto dai loro investimenti. A tra pochissimo. Eccoci insieme questa mattina con il Presidente di Veneto Banca cercando di capire quante e quali possibilità si aprono per chi aderirà a questa offerta di transazione che è stata presentata da Veneto Banca e anche da Popolare di Vicenza. Magari nelle prossime settimane sentiremo anche Popolare di Vicenza per bilanciare, anche perché la situazione è simile ma non identica nel Vicentino. Con il Presidente stavamo cercando di capire, anche perché partiva successivamente, che cosa succede a quelle persone che hanno praticamente perso quasi tutto quello che avevano, perché tutto quello che avevano era investito in azioni Veneto Banca. È una proposta diciamo a sé stante che verrà rivolta a loro e per cui sono destinati circa 30 milioni di euro. Che cosa succede? E che cosa avete intenzione di proporre loro? O avete già iniziato? No, questo è un atto di sensibilità verso quegli azionisti che oltre ad aver perso i loro risparmi o una parte importante dei loro risparmi versano in condizioni disagiate. Noi crediamo che queste fasce di famiglie, di persone, di nostri soci debbano avere una particolare attenzione. E per questo abbiamo messo da parte, abbiamo già allocato 30 milioni di euro per venire incontro a queste esigenze. Ovviamente queste vanno analizzate caso per caso, non abbiamo ancora stabilito una procedura perché vogliamo poi che la procedura sia una procedura assolutamente trasparente e che vada a veramente cogliere i casi di necessità. Quanto tempo ci metterete per avviare questa fase? Noi pensiamo di poterla avviare quando appunto avremo un'idea dell'andamento della procedura di questa offerta. Perché tutto si tiene, come si dice, è tutto collegato? È tutto collegato necessariamente, sì, perché l'offerta di transazione ovviamente deve essere un'offerta che noi valutiamo nella sua complessità, ovviamente, questo è ovvio.
Quindi questo noi contiamo, l'offerta si chiude a metà marzo e quindi nel frattempo noi cominciamo ad operare per avere un sistema che funzioni bene in questo senso. Tra le tante vittime di questo crollo bancario ci sono anche gli stessi dipendenti delle banche, molti dei quali avevano proprio investito all'interno degli istituti di credito, e questo vale sia per la Popolare di Vicenza che per voi. Come stanno reagendo in questo momento? Guardi, io ho detto, ci sono due cose che mi hanno colpito in questa esperienza. Una è, ma questo era prevedibile, è la bontà del territorio. Se non ci fosse un territorio come questo, che è un territorio vivace, un territorio che certo ha subito la crisi, questo lo sappiamo, ma se non ci fosse questa premessa non so veramente se varrebbe il gioco, no? Quello di aver investito tanti soldi fino adesso, 3 miliardi e mezzo, lo ricordava lei prima, e tutti quelli che saranno ancora necessari per ricreare una banca nuova che faccia veramente da motore nell'economia. Ma la seconda cosa che mi ha colpito, e questa devo dire che mi ha colpito inaspettatamente, è la qualità e l'impegno del personale. Sapevo che il nostro personale era un personale giovane, cosa che è importante, ma quello che mi ha colpito è il senso di appartenenza, ecco, proprio l'impegno, l'entusiasmo con cui le persone stanno portando avanti, perché lo stanno portando avanti prevalentemente loro, questo recupero di fiducia nei riguardi dei clienti. Le associazioni di categoria hanno subito detto, hanno messo le mani avanti, hanno detto la proposta è troppo bassa, non possiamo accettare. Ci sono degli incontri, dei momenti di confronto aperti? Ma assolutamente sì, perché le associazioni di categoria rappresentano ovviamente i nostri clienti e quindi ci mancherebbe altro che noi non volessimo avere dei rapporti anche molto importanti con loro. Io l'unica cosa che voglio ricordare a tutti i soci e a tutte le associazioni di categoria è che il Fondo Atlante non era responsabile ovviamente di quello che è successo e che 3 miliardi e mezzo è una cifra molto molto importante che ha messo. Non è che questa offerta di transazione avviene così, dici beh prima ridatemi la fiducia poi ne parliamo, no, qui c'è un fondo che ha messo 3 miliardi e mezzo e poi viene a dire ai suoi soci, ai soci della banca, ricostruiamo assieme la banca perché la fiducia è fondamentale. Quindi si tassa, se posso usare questo termine, con una cifra che, non dimentichiamolo, sono 600 milioni di euro, non sono 4 soldi, per dare, ovvio, un parziale ristoro agli azionisti. A me sembra una cosa importante questa. Lei ha detto appunto non è difficile risanare una banca, è difficile creare una banca che possa poi funzionare sul territorio. Oggi le banche si ritrovano ad avere alla fine nei loro bilanci dei pesi pazzeschi che sono questi famosi crediti inesigibili, ma anche valanghe di immobili che non hanno alla fine nessun valore se non far quadrare i bilanci, insomma in quest'epoca in cui farli quadrare diventa sempre più difficile. Come se ne esce? Come si fa a mettere mano lì dove è proprio il ganglio che si fatica a smuovere? Parlo di voi, ma penso che possa essere un argomento che vale per certo. Praticamente tutte le banche italiane. Le do una risposta banale, ecco. Bisogna far ripartire l'economia, che è banale, non le sto dando, non è geniale è difficile come anche. Risposta, ed è difficile, però la banca ha proprio questo compito di essere motore economico. Se venissero a mancare le due banche venete, verrebbe a mancare un importantissimo motore di ripresa economica. Due altre cose le voglio dire perché mi ha fatto venire un pensiero a quello che lei diceva. Lei dice non è difficile ripulire la banca, è difficile farla. Usavo parole sue. Ha ragione. Sa però che cosa le voglio dire? Che è difficile ma è molto una bellissima sfida, è una cosa estremamente stimolante quella di poter pensare di costruire una banca totalmente nuova e moderna. Sì. L'altra cosa che le voglio dire è questa. Uno può dire, ma sai, è poco se ci dai il 15%. Io vorrei però fare il conto di quanto alla fine ritorna
sul sistema economico e col 15% con l'offerta commerciale, eccetera. Perché questo è ossigeno per l'economia, sono soldi che rientrano in circolo. E credo che varrebbe la pena fare un po' un calcolo di quanto rientra nell'economia e magari non è detto che non ci venga in mente di chiedere a qualcuno di farlo. Un conto sul peso di questa operazione come ricaduta sul territorio, sicuramente una ricaduta c'è, senz'altro. Certo. Quello che appunto fino a che punto voi potete farvi carico anche di investire su questo territorio essendo così impegnati nel ristrutturare la banca, questo è un altro tema. Però guardi che adesso se riusciamo appunto a concludere questa offerta e quindi riusciamo a riavere la fiducia e a poter ridurre il rischio legale, come si usa dire, allora parte la parte costruttiva, scusi il gioco di parole, parte e riparte, che è la parte veramente interessante. E allora lì io recentemente ho incontrato degli esponenti di imprenditori, i quali mi hanno detto: ma il fatto che voi siete andati in crisi è una crisi per tutto il sistema economico, perché ci è venuto meno il credito, ci è venuto meno il servizio e questo bisogna rifarlo. Ed è la dimostrazione, se mi permette, che non è che se le due banche venete scompaiono, tanto ci sono delle altre banche che ne prendono il posto. Perché è un discorso diverso. Le banche che vivono sul territorio, operano sul territorio, sono diverse, e lo lasci dire a me che ho lavorato per banche internazionali e per banche nazionali, il ruolo è veramente diverso. Ma lei appunto lo sta dicendo, c'è ancora posto nel mondo per queste banche, così le banche del territorio? Sono convinto di sì. Quindi si può lottare coi giganti? Beh, è una cosa diversa. Il servizio che lei offre a un certo tipo di clientela, che è la piccola e media impresa, anche imprese di certe dimensioni, è diversa da quello che lei può offrire alle multinazionali. Ma sa, la multinazionale spesso ha bisogno di servizi bancari un po' particolari, ha finanza, più finanza, diciamo. Qui è un discorso un po' diverso. Senta, adesso non c'è più Renzi, però quella famosa proposta, prima parlavamo di immobili, no? E c'è stato un momento in cui si è parlato della possibilità per le banche, alla fine se uno non paga le rate, queste cose qua, di adire in tempi molto veloci all'acquisizione dell'immobile. Secondo lei è una cosa giusta o funzionale al sistema bancario o no? Ma, certo. Oppure di un sistema bancario che fa l'immobiliare, che fa il finanziario, che fa l'assicurativo, cioè di un sistema bancario che diventa appunto un pochino più diverso? Beh, allora, diciamo che sicuramente l'alleggerimento e la semplificazione e soprattutto la riduzione dei tempi del processo giudiziario aiuterebbero moltissimo il sistema bancario e mi faccio ricordare che se facciamo dei confronti tra l'Italia e tutti gli altri paesi il distacco è molto molto forte, è penalizzante per le banche, quindi ovviamente da bancario mi sentirei di dire che troverei abbastanza ragionevole che questo processo avvenga. Sul fatto che la banca a volte si trasformi, cioè occupi altri campi, beh, io penso che questo faccia parte dell'innovazione e di un processo di liberalizzazione, quindi lo vedo in termini positivi. Capisco che chi magari trova una maggiore competizione possa essere meno contento, però guardi anche che cosa succede. Uno dei motivi per cui molte delle nostre garanzie valgono poco è perché c'è una crisi nel sistema del settore immobiliare, del mercato immobiliare. Certo. E allora torniamo al discorso di prima, facciamo ripartire l'economia in qualche maniera, perché quella è la soluzione alla medicina di tutto. Io ringrazio Massimo Lanza di essere stato con noi questa mattina, seguiremo, ovviamente continueremo a seguire queste vicende anche all'interno del nostro telegiornale. La seconda parte della puntata è dedicata a un progetto molto bello ambientato a Padova, Love and Violence, si parla di amore e di violenza, di donne ma non solo, tra pochissimo, grazie ancora. Grazie dell'invito. Tra poco.